È in onda la rassegna stampa. Cavo Dragone, si chiama così, Cavo? Che cavo è? Cavo, ma che nome è Cavo? Cavo, poi Dragone, sembra, sai, quegli eroi dei cartoni animati che pensano di fare tutto quanto loro, sono Cavo Dragone. Ma da dove sbuca sto Cavo Dragone? Mi sono svegliato questa mattina e dappertutto si nomina questo Cavo Dragone e penso che sarà veramente la parola, perché secondo me è una parola, non è un nome, non si chiama veramente così Cavo Dragone, è la parola più nominata quest'oggi e anche nei prossimi giorni, anche perché nessuno sa dove sia, non c'è su nessun giornale un'intervista a Cavo Dragone. Bah, ci arriveremo. Intanto buongiorno da Sammy Varin, sono le 7:31, buongiorno a voi che poco o nulla vi interessa di questo Cavo Dragone, ma che ve lo ritroverete sul tavolo della rassegna stampa questa mattina. Non potremo farne assolutamente a meno perché uno che minaccia la Russia e insomma bisogna riconoscergli che qualcuno di coraggioso c'è. Nessuno aveva mai osato minacciare la Russia, semmai eravamo noi quelli minacciati. Adesso la minacciamo perché siamo forti, ce lo abbiamo veramente duro il dragone Cavo, eh? E allora ne parliamo tra poco. Buongiorno a Francesco in regia, buongiorno a chi è giù di voce come il sottoscritto, ma ce la facciamo. Mi hanno fatto così tanti complimenti, persino il giornalaio mi ha detto: Sammy Varin, ma la devi sempre fare così la rassegna stampa sussurrata, facci svegliare dolcemente, maledetti, solo perché non ho voce non posso urlare, altrimenti uscirei fuori dall'altoparlante. Il buongiorno si sente dal Varin, senti che voce gentile e carina, e anche dal nostro sito internet. Prego Francesco, favorisci il sito internet per i nostri ascoltatori, così si fanno una cultura sul nostro sito. Oh, manco mi caga, il bello di parlare a un regista che si fa i fattacci suoi. Aspetta che vado un attimo, arrivo. Scusate. Mi metti il sito, grazie. Ok. E ci ho messo un po', perché è lungo questo studio, però se vai a bussargli sul mixer, il regista poi ti vede. Non devi fare queste cose, guardare le donnine nude a quest'ora, poi si diventa ciechi, porti già gli occhiali. Ora come ora non c'è bisogno neanche dello speed, quindi ne approfitto. Lo so, ci ho provato anch'io, in effetti funziona ancora tutto quanto, dici che conviene, no? Buongiorno, no, Francesco non ti sei ancora tolto i pantaloni? Ah, c'hai quelli più leggeri oggi, perché ieri mi ha fatto lo spogliarello in diretta e sono rimasto colpito dalla sua possanza e devo dire, lo aspettavo anche quest'oggi a questo punto, lo fai un giorno e poi basta. Siamo deficienti, d'accordo, ok, ma sapete che questa non è una rassegna stampa seria, lo vogliamo dire ai ben pensanti, ai pro-PAL, ai fascisti all'ascolto, pensano di avere trovato una radio come si deve. Non lo è questa una radio come si deve. Noi smontiamo tutto ciò che scrivono oggi i quotidiani e cerchiamo di rimontare una certa verità che pensiamo sia più giusta. Molto spesso ci azzecchiamo. Certo, una verità la trovate proprio, come vi dicevo, sul sito di Radio Libertà, radiolibertà.net. Qui trovate tante meditazioni, tanti articoli ricavati molto... Si comincia a spogliare di nuovo, Francesco. E getta i pantaloni sul... Vabbè,
sono scemo, cosa devo fare? Sulla sedia. Sai come nei film quelli, no, non erano i pantaloni, certo, il maglione, perché quando si scalda l'atmosfera qua in studio, giustamente, io ti posso capire, sto mettendo la marcia giusta. Sammy Varin, vuoi proseguire per favore? Grazie. Sul sito di Radio Libertà trovate i vostri articoli e quello che voi ci dite nelle vostre telefonate in diretta, nei vostri messaggi al 340 6709 659, ma soprattutto trovate il resoconto delle trasmissioni più importanti che vanno in onda su Radio Libertà. Oggi, ad esempio, alle 13 chi arriva? Ritorna Borgonovo con la sua Cittadella, la nuova trasmissione del vice direttore del quotidiano La Verità. Ore 13 al martedì e al giovedì. In primo piano sul sito di Radio Libertà c'è proprio Bologna, ormai capitale pro-PAL, l'albanese premiata e i militari emarginati, l'ultimo editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, ma ci sono anche i giornali visti da Sammy Varin, dal sottoscritto, io che faccio la rassegna stampa, poi seleziono gli articoli più particolari e ve li faccio girare proprio sul sito di Radio Libertà. Chiaramente, per voi che pensate a noi con amorevole sostegno, vi ricordo che dal sito di Radio Libertà è possibile aiutare economicamente Radio Libertà cliccando sulla tendina Dona Ora e voilà, vi si apre una pagina con la possibilità di fare un qualunque sostegno economico da 5 euro in su attraverso PayPal, attraverso carta di credito o ancora meglio c'è il numero del conto corrente postale 37671294. La prima volta che andate in posta vi ricorderete di noi? Speriamo, ci contiamo veramente. Non ho ricordato il numero di WhatsApp perché è la cosa più importante, dovete sostenermi anche moralmente, visto che siamo giù di voce, solo quello, e quindi ho bisogno dei vostri WhatsApp, certo. Qual è il numero? 340, vi devo dire tutto oggi, 340 67 09 659, lo ripeto, 340 67 09 659. Buongiorno a Mary, che è la prima che ci scrive, che ci scrive in diretta, ma già questa notte sono arrivati WhatsApp perché c'è gente qui che non dorme, e questo dice: buongiorno, è ridicolo che un governo di destra voglia ridurre il debito agli altri quando noi siamo nella cacca per colpa degli stessi governi. Stanno parlando di ridurre il debito ai paesi africani, non bisogna fare questa cosa, tanto di soldi ne hanno, prima o poi ci pagano. Va bene, senti, troviamoci sui quotidiani che è meglio, anche perché oggi c'è roba buona che sicuramente vi terrà svegli. Voi che magari avete finito il turno di notte e state per andare a letto, buonanotte Sammy Varin, lo so che ci siete, aspettate, perché ad esempio il nostro quotidiano di riferimento, eccolo qua, Il Manifesto, parte con una titolazione completamente diversa rispetto all'Universa, cioè quello che scrivono gli altri non gliene frega niente. Oggi Il Manifesto scrive, quotidiano comunista, oggi 2 dicembre, titola Intelligenza criminale. Ed eccole qua, le telecamere che ti spiano, che ti guardano, che controllano dove vai, cosa fai e chi sei. Vengono impiegati per dare la caccia ai migranti negli Stati Uniti. Mamma mia, come sono invidioso. Acquisire bersagli in scenari di guerra, e sono alla base dei progetti post-bellici di Israele e Casabianca per la Palestina. Sono i sistemi di sorveglianza forniti dalla società Palantir che usano l'intelligenza artificiale in chiave tecnototalitaria.
è una roba potente e non conoscono confini, ok? Ora sapete che esistono le telecamere e non solo le telecamere, ragazzi, sappiamo che una certa sinistra ci ha fatto un culo quadro anche solo per mettere le telecamere di videosorveglianza, ma vi ricordate qualche anno fa? Ma ancora adesso fanno scenate perché ha la privacy, eccetera. Cioè, è la prima cosa che si va a cercare quando si commette un furto, una violenza, qualunque cosa, si cercano delle telecamere di sorveglianza. Gli abbiamo dovuto rompere le palle non so quanto ai comuni, ai sindaci, perché dicevano che no, che qui, che là si lede la libertà personale. Vabbè. Questo è il quotidiano Il Manifesto, perché vi ho fatto vedere che c'è anche un'apertura che non ti aspetti. Per par condicio vado sul Secolo d'Italia, invece a destra questa volta, dove certo si dice un qualcosa assolutamente di scontato, però è meglio ricordarlo. Ora, signore e signori, è caos albanese. E non c'entra niente l'Albania, c'entra questa qui. La sinistra litiga, ma poi non scarica la Pasdaran Propal, blindata a Bologna la cittadinanza onoraria. Quindi stanno iniziando a litigare perché questa continua a sparare cazzate, lo diciamo, politiche, non vogliamo certo offenderla, ci mancherebbe altro, è un personaggio importante, caricato politicamente dalla sinistra, che adesso cerca di scaricarla, ma non tutti. Se Firenze ha preso le distanze, Bologna invece insiste con la cittadinanza onoraria, però ancora la cerimonia non hanno osato farla. Questa è l'apertura del Secolo d'Italia con l'editoriale di Stefania Campitelli. Tuffiamoci sui quotidiani, vi dicevo, belli contenti. Allora, prima di tutto la prima pagina di Libero, perché è quello proprio che te la mette giù paro paro. Parliamo di Cavo Dragone. C'ha proprio la faccia da Catif che lì è, mamma mia. Giuseppe, vedi che c'ha un nome, Cavo Dragone, non è che Cavo il nome, Cavo, no, è Giuseppe Cavo Dragone. Lui è un ammiraglio italiano, è presidente del Comitato Militare NATO dal gennaio 2025 ed ex capo di Stato Maggiore della Difesa. Fino a ieri era non pervenuto, non aveva mai parlato, non aveva mai detto niente per farsi notare. Questa frase, presa da un'intervista a uno dei giornali più famosi al mondo, il Financial Times, ha fatto discutere. E infatti Libero apre questa mattina con l'ammiraglio gioca alla guerra, l'italiano che minaccia la Russia, Cavo Dragone della NATO avvisa Putin. Stiamo pensando a un cyberattacco preventivo. Scoppia il caos. Il Cremlino vogliono l'escalation. La Lega inutile benzina sul fuoco. E l'editoriale di Mario Secchi, che dirige il quotidiano Libero. C'è stato uno spostamento di direttori, ma niente di che, chiaramente la corazzata non grossa purtroppo come quella della sinistra, la corazzata di centrodestra è sempre bella tosta con questi riposizionamenti tattici. Mario Secchi, il suo editoriale, scrive oggi: quando ieri mattina ho letto l'intervista al Financial Times di Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO, mi sono venute in mente le parole di Georges Clemenceau: la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai generali. Cavo Dragone viene dalla Marina, ma la frase del 2 volte primo ministro francese vale anche per lui. L'ammiraglio ha commesso 3 errori di metodo, di merito e di tempo. Vediamoli. Noi ci soffermiamo al primo perché, come dice giustamente Mario Secchi, gli attacchi preventivi, anche e soprattutto quelli cyber, che sono parte della silenziosa e letale guerra ibrida, non si annunciano,
si fanno, altrimenti si perde l'effetto sorpresa che è l'arma più letale in battaglia. Il risultato della pensata dell'ammiraglio è che da ieri la Russia sa che la NATO valuta di fare la mossa, che c'è un ragionamento, lo fa lui, Cavo Dragone, sulla dottrina del primo strike in ambiente cyber. Tutto da leggere l'editoriale di Secchi oggi sul quotidiano Libero, che parla di Cavo Dragone. In centropagina proseguono i dossieraggi anti-Lega dei 5 Stelle e prosegue la frittata De Rao, altra carta, altra smentita. L'antimafia sospettava di Striano fin dal 2019, 3 le relazioni che il grillino ignorò. E ci sono anche delle interviste su questi argomenti oggi sui quotidiani che tra poco andiamo a leggervi. L'intervista con Eugenia Roccella oggi sul Libero: la sinistra si agita perché le donne le difendiamo noi. Tra le segnalazioni in prima pagina, Sumaoro, Santori e Company, il crollo dei miti rossi dall'albanese a Zaki, e poi lo russo che difende i Propal, assalto alla Stampa, il sindaco Balbetta. Già che ci siamo su Libero, entriamo a fare un girettino e si vede ancora, mamma mia che paura che fa, ragazzi, ma questo potrebbe davvero fare un filmaccio di quelli di guerra, cioè ma fa finta? Cioè ci blocchiamo su questa immagine. Lo ricordiamo, siamo anche in radiovisione sui social, ma a quest'ora incutiamo timore, lo so. Stiamo inquadrando l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, oggi presidente del Comitato Militare della NATO. Come si chiama? Cavo Dragone. È il quotidiano Libero, oggi a pagina 3, pubblica l'intervista che è stata messa in pagina l'altro giorno dal Financial Times. L'ammiraglio italiano, cyberattacco preventivo per fermare il Cremlino. L'ex capo di Stato Maggiore dice che l'Alleanza Atlantica, di cui presiede il Consiglio Militare, pensa ad azioni con droni e hacker contro la Russia, e Zakharova, un'altra di quelle proprio simpatiche, è inviperita. La Lega, provocazioni mentre si cerca la pace. Oggi articolone a pagina 3 del quotidiano Libero con Carlo Nicolato, che dice, scherza anche su Draghi e Dragoni e sulla guerra di parole, e si scherza di meno quando effettivamente la Lega si fa avanti e dice: ma che cavolo sta dicendo questo qua, proprio adesso che si cerca la pace. Chiaramente ho cercato oggi sui quotidiani un'intervista a Cavo Dragone, ma non c'è da nessuna parte. Se qualcuno di voi è più attento di Sammy Varin e trova l'intervista a Cavo Dragone oggi sulla Stampa di oggi martedì, me lo faccia sapere, perché siamo tutti curiosi di sentire altre parole di verità da Cavo Dragone. Chiaro che uno dice, in un momento del genere continuiamo a parlare di pace eccetera, andiamo a stuzzicare la Russia, ma magari ha fatto anche bene. Io voglio sentire il vostro pensiero, perché cioè li facciamo vedere che siamo vivi, insomma, che anche noi possiamo fare un attacco preventivo se ci girano le balle. Secondo voi questo Cavo Dragone ha fatto bene a tirare questo petardo del dragone? 340 67 09 659, fatemelo sapere con un WhatsApp, perché io tra 10 minuti comincio a leggerli. Intanto su Libero, che è quello che ha lanciato per primo l'argomento, si ritorna a parlare del caso Spioni, la vicenda dei dossieraggi solo contro la Lega.
Allora, vi siete accorti in questi giorni, non insisto perché ragazzi noi ci viviamo in via Bellerio, cioè dai 49 milioni in poi, ma anche prima, quando c'è da spiare qualcuno, spiano la Lega. Io mi ricordo come fosse ieri, e lo dico anche a Francesco che magari non lo sa, qualche annetto fa, una decina circa, quando eravamo a Radio Padania, sempre qui nel fortino di Bellerio, in via Bellerio 41, all'interno della sezione della Lega, eravamo spiati, ma spiati davvero. Praticamente ti capitava che tu tiravi sul telefono parlando con un ascoltatore e sentivi il sospiro di qualcun altro, cioè sentivi qualcuno che era al telefono oltre a te e all'ascoltatore che stava respirando ed era qualcuno che ci stava ascoltando. Infatti salutavamo il colonnello, l'ammiraglio, il soldato che ci sta. Era una roba pazzesca. E per dirvi, insomma, queste sono esagerazioni, sarà stato un caso. A me è capitato più volte che magari ero al telefono con l'ascoltatrice che ci voleva richiedere una canzone o ci diceva parlate di questo e si sentiva qualcuno era molto fuorviante che respirava respiro un po' pesante. Questo per dirvi, poi vabbè, li abbiamo visti proprio gli sgherri romani all'entrata di Radio Padania che venivano a fare i controlli, cercavano le carte della secessione e ai loro non hanno trovato assolutamente niente. Penso un po'. Vi dicevo, oggi Libero prosegue a parlare di questo argomento scrivendo 3 relazioni in antimafia sospettavano di Striano, pure i documenti del 2019 smentiscono De Rao, spuntano 3 report sul luogotenente infedele della finanza, si prendevano le distanze dagli accessi abusivi e dalla gestione allegra delle pratiche. Nonostante le segnalazioni, l'ex procuratore, oggi deputato 5 Stelle, non agì. Articolone anche quest'oggi con Simone Di Meo sul quotidiano Libero. Si gira la pagina e l'intervista è a Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega, che oggi dice scelte inopportune, il grillino si dimetta. Il senatore leghista all'attacco. Più volte gli ho chiesto di fare un passo indietro per il bene della commissione. Lega nel mirino? Diamo fastidio. E ragazzi, ve ne siete accorti tante volte, dà fastidio la Lega, dà fastidio tutto ciò che c'è intorno alla Lega, ad esempio questa radio. Avete capito bene che stiamo vivendo miracolosamente grazie al vostro sostegno, al sostegno dei parlamentari della Lega e di pochi altri sponsor. Perché? Perché diamo un fastidio dell'ostrega. Le rivelazioni sul possibile ruolo di Federico Cafiero De Rao nella vicenda del dossieraggio, sia quando era procuratore antimafia, sia oggi che vicepresidente della commissione antimafia, stanno scuotendo il mondo politico, soprattutto in casa Lega, che a quanto si evince è stata spiata e attenzionata in modo particolarmente costante. Di questo si parla molto soprattutto nella commissione di cui De Rao ha funzione apicale. Tra i suoi membri c'è il leghista Gianluca Cantalamessa, a quale abbiamo chiesto di darci la sua versione dei fatti. Senatore, che idea si sta facendo di questa situazione? Ci sono 2 istituzioni, dice Cantalamessa, la Procura Antimafia e la Commissione Antimafia, che non possono essere sfiorate da dubbi o ombre. La vicenda a cui stiamo assistendo, se confermata, andrebbe proprio a minarne l'autorevolezza e la terzietà. Nel mirino c'è soprattutto il ruolo, non proprio super partes, di De Rao. È evidente che in questa situazione si è trovato ad occupare una posizione dominante, avendo la possibilità durante le audizioni di fare domande e avere accesso ai documenti che riguardavano un'inchiesta della commissione che lo vede tra i protagonisti. Cantalamessa, dice Libero, facciamo un passo indietro, ma cosa c'entra l'inchiesta sugli spioni con la commissione antimafia?
Ce ne stiamo occupando perché il procuratore nazionale antimafia Melillo e il procuratore di Perugia Cantone hanno chiesto di essere ascoltati in audizione dalla commissione. Resta però il ruolo borderline di De Rao. Possibile che nessuno abbia mai sollevato la questione di un possibile conflitto di interessi? Risponde Cantalamessa. In realtà sì, sono stato io. Da mesi chiedo al senatore dei 5 Stelle di farsi da parte, non dalla commissione ma dalle sedute che trattano del caso Striano. Tra l'altro quello di De Rao non è l'unico caso in cui sono intervenuto per far notare incongruenze. Ho chiesto la medesima cosa anche a Roberto Scarpinato per quel che riguarda l'inchiesta della commissione antimafia sulla strage di Via D'Amelio, nella quale perse la vita il giudice Borsellino. All'epoca Scarpinato era procuratore generale di Palermo. In entrambi i casi però il passo indietro non è stato fatto. E l'intervista prosegue chiaramente spiegando che ce l'hanno ancora una volta con la Lega fin dai tempi addietro dei 49 milioni di euro del petrolio anche che si cercava, penso qua in Bellerio. Ci torniamo sull'argomento perché oltre a Cantalamessa oggi sul Libero ci sono altre interviste che cominciano a raccontare quello che abbiamo l'impressione stia succedendo verso la Lega. Intanto siamo ancora su Libero, a pagina 8, la sinistra spaccata sulla cittadinanza onoraria. E parliamo proprio di lei, Francesca Albanese, relatrice ONU per i territori palestinesi. Bologna assolve Albanese, ma Firenze la rinnega. In Emilia consiglieri Dem pentiti, però l'onorificenza è confermata. In Toscana alto là del sindaco PD Funaro, frasi sbagliate contro i giornalisti, no al premio. Sara Sunaro dice: Albanese in più occasioni ha mandato messaggi che dividono più che unire nella causa palestinese. Non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza. Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna, che ringraziamo perché è uno veramente tosto, dice: è un fatto politico di una gravità assoluta, l'atteggiamento incoerente dei consiglieri di sinistra è inaccettabile, potevano rimediare ma non hanno voluto. Quindi Lepore, sindaco piddino di Bologna, darà l'onorificenza a questa signora. Rimango nella stessa pagina perché in taglio basso c'è un'altra intervista interessante, l'accusa del leghista Sasso: maestra porta gli alunni in mezzo ai filo Hamas. Un ennesimo caso di indottrinamento progressista? Venerdì scorso, denuncia il deputato della Lega Rossano Sasso, ex sottosegretario all'istruzione, durante lo sciopero dei sindacati di base a Genova si è verificato qualcosa di sgradevole che rende l'idea di cosa possa arrivare a fare un docente ideologicizzato. Insieme alla signora Francesca Albanese, riferisce Sasso, sono scesi in piazza alcuni docenti, tra questi una maestra elementare, Cinzia Pennati, che ha gioito per avere visto in piazza bambini di 7 anni, probabilmente i suoi alunni, come mostrato sui suoi canali social con foto. Il leghista spiega: si vedono alcuni bambini bardati di bandiere palestinesi e kefia, anziché essere in classe erano in mezzo a bandiere rosse e simboli islamici. I bambini in mezzo ai simboli islamici. Voglio sperare che ci fossero anche i genitori, altrimenti saremmo dinanzi a qualcosa di grave, ma questo non attenua la mia critica nei confronti della Penati. La maestra candidata e non eletta in Liguria nel 2020 è iscritta alla CGIL da 28 anni, si definisce scrittrice e in occasione della protesta contro il governo ha scritto sui social: sempre fiera della mia scuola e della sua partecipazione. Il messaggio continua: viva la Daneo, la scuola primaria di Genova, viva la scuola pubblica, viva Genova resistente, viva Palestina libera, viva la scuola capace di dissentire da un governo che spende più soldi in armamenti, sovvenziona le scuole private e taglia fondi alle scuole pubbliche. Un governo che mette i bavagli.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rientro. Sai perché? Perché c'è un salutino da mandare in onda. Sapete che ogni giorno, intorno alle 8 del mattino, c'è un pianista, c'è un musicista che vi prepara qualche cosa come stacco. Oggi siamo andati a ritrovare un ormai vecchio amico della nostra radio, perché lo abbiamo mandato molte volte. Si chiama Davide Piero Runcini. Ok? E Davide Piero che ha fatto? Ha vinto il terzo premio al concorso musicale Agnesi in Villa Borromeo ad Arcore. Con che cosa? Con la composizione che tra poco arriva. Ma prima vi passo direttamente Davide Piero. Buongiorno a tutti, un caro saluto agli ascoltatori di Radio Libertà. Sono Davide Piero Runcini e sono lieto di annunciarvi che la mia nuova suite per pianoforte dal titolo della Notte dell'amore si è aggiudicata al terzo premio per la composizione all'Agnesi International Music Competition. Nei prossimi mesi realizzerò l'incisione discografica di questa suite e oggi ve ne voglio dare un assaggio facendovi ascoltare il secondo dei 6 brani che la compongono, cioè l'Alemanda. Colgo l'occasione per invitarvi a visitare il mio canale YouTube e iscrivervi per rimanere aggiornati su quello che faccio. Per chi avesse piacere, ora c'è anche attiva l'opzione abbonamento, con la quale si può dare un piccolo contributo a partire da 1,99 € al mese per avere accesso a contenuti esclusivi e soprattutto aiutarmi a sostenere le spese delle prossime produzioni. Ringrazio Radio Libertà, Sami Varin e tutti voi. A presto. Vedi che ti faccio meditare, vedi che sei lì ancora a letto, caro ascoltatore, ascoltatore tipo, quello che io immagino, ancora a letto, aspetta che la moglie gli porti il caffè, chiaramente una famiglia patriarcale, nel frattempo giustamente ascolta Radio Libertà con una radio DAB o con il proprio telefonino. Cosa vuoi di più nella vita? Un Lucano, dici lasciami stare Lucano che trovo qualcosa su di lui sicuramente. E invece io saluto coloro che ci seguono già dal traffico milanese o romano o napoletano con la radio DAB
Ricordate, se avete un'auto recente, non decente, ma recente, degli ultimi 3-4 anni, nella vostra autoradio c'è anche la banda DAB. Basta schiacciare il tastino DAB e girando tra le radio in ordine alfabetico siete sicuri di captare Radio Libertà. Perché? Perché siamo nazionali sulla banda DAB, quindi in tutta Italia, anche in Sardegna, ci si ascolta senza problemi. Ricordate, tastino DAB sulla vostra autoradio e poi ci ricercate, siamo in ordine alfabetico. Questo naturalmente funziona anche con qualunque ricevitore DAB che trovate in vendita quando andate in un negozio di elettrodomestici. Sono tutte ormai radio DAB. Il buon mattino da Sammy Varin, certo, voce bassa ma non troppo, sto migliorando grazie ad Alberto Acerbis, la sua bava di lumaca, solo a pensarci tu guarisci. Vediamo un po' di WhatsApp al 340 6709 659. Sammy, hai mai considerato che la faccenda russo-ucraina nasce come un problema locale, un conflitto per ragioni etniche e linguistiche simile alle questioni tra l'Italia e la Jugoslavia di Tito, ma per interessi economici e ragioni internazionali hanno pianificato l'allargamento del conflitto. Dunque oggi stiamo a 2 passi dall'inferno di un conflitto irreversibile che non ci riguarderebbe. Questo è l'essere umano. Io tifo per l'asteroide. Grazie Gianluca. Sammy, guarda che non è come dici tu, purtroppo non è possibile fare una donazione alla radio con PayPal, sarebbe certamente più comodo, ma Antonio, e fallo con la carta di credito normale, ma sarà così difficile? Ma assolutamente, l'importante è che ci fai una donazione di qualunque entità o ancora meglio, non ci pensare, vai in posta, prendi uno di quei moduli bianchi con scritto conto corrente postale e ci scrivi 37671294, intestato a Radio Libertà a Milano, contributo volontario, e ci metti la cifra, anche fossero solo 5 euro, ma va bene. Caro Sammy, ieri sera ho sentito parlare l'albanese del Debbio. Ai ai ai, ti sei rovinato la serata. Negli scorsi giorni le dichiarazioni di Francesco Saverio Garofani, ma persone che lavorano in posti così importanti non sono tenute a un minimo di riservatezza, vero? Possibile che possano fare impunemente certe affermazioni? E il Mario non ricorda un certo Dragoni, anche se fossero vere, non competono a loro, o sbaglio? Non firmano nulla osta di sicurezza? Bella meditazione anche questa. Dragone incosciente sulla nostra pelle. No, assolutamente saprà benissimo quello che dice e magari avrà anche un successo. Carissimo Dragone, ammiraglio dei sogni perduti, di tutti i tuoi segreti ci cascai, ci pensai, non saprei. Oh, questo gli ha fatto pure la canzone. Buongiorno Sammy, chissà se anche l'Italia presenterà il conto a quelli della flotilla come ha fatto la Svizzera. Davide da Canegrate, è vero? Ti immagini, questi fanno la rivoluzione. Buona giornata, cambio programma perché Di Stasi rimane in carcere se non sanno chi è il colpevole. Scempio con le foto. A proposito, guarda, dov'è che sono? Sul sito del Corriere, mi pare. Le ho viste, fammi vedere. No, il sito del Corriere si è completamente, eccolo qua, è in apertura proprio sul sito del Corriere. Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi il giorno del delitto. Le foto inedite del 13 agosto 2007. Come era giovane. Le foto sono rimaste inedite per 18 anni. Tu pensa un po', se l'era dimenticate la youtuber Francesca Bugamelli. In altri scatti ci sono anche le gemelle K. Hai capito? Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi. Siamo rimasti tutti così il giorno del delitto. Cosa posso dirvi, ragazzi miei? Ritiro tutto. È stato Sempio, non è stato Sempio. Ma chi è? Cioè, capisci che si ritratta qualunque cosa. Gli unici che su di loro non si dice niente sono quelli di Erba. Chissà come mai,
quelli di Erba devono starsene in carcere, punto e basta, non possono uscire, tutti gli altri fuori, quelli di Erba niente. Misteri, apparizioni, sparizioni, sai, siccome ne parliamo molto spesso su queste frequenze, torno su Libero, certamente oggi Libero a pagina 10, intervista Eugenia Roccella. La sinistra ci attacca perché è la destra che difende le donne. Il ministro per la famiglia risponde alle polemiche sui femminicidi. Non riescono ad ammettere che il governo Meloni stia combattendo la violenza con tanta decisione, cercando sempre l'unanimità. I dati del 2025: meno donne oggi sono uccise dai partner o dagli ex. Questo ci dice che è la strada giusta. In Parlamento le leggi più importanti contro la violenza sono state promosse da esponenti di destra. Il consenso? Parlano tanto di prerogative delle Camere, ora che il Senato vuole esaminare quel testo, non valgono più? Punto di domanda? La Roccella è intervistata a pagina 10 su Libero. Non ne parlano, ma un filmatino, sì, poi ve lo faccio vedere da Instagram, il capogruppo della Lega al Parlamento europeo lo ha diffuso. In Belgio, assalto islamico ai mercatini di Natale. Ragazzi, ne parla Libero ed è uno dei pochi a citarlo. A Bruxelles, attivisti di Harar Palestine lanciano fumogeni nel presepe decapitato Gesù. A Parigi, presi 2 minori, volevano colpire degli ebrei. Ne parla Mauro Zanon oggi su Libero e queste le immagini raccapriccianti chiaramente del presepio. Le primissime sono state diffuse la scorsa settimana dal quotidiano Il Tempo, il presepio a Bruxelles con questi signori, e questi signori sarebbero la Madonnina, San Giuseppe, che non hanno un volto. Il volto è stato cancellato perché così si favorisce l'integrazione e si fa chiaramente un piacere ai musulmani che non vogliono sia rappresentato il volto dei suoi degli dei musulmani. Fatto sta che c'è stata questa manifestazione pro-Pal che ha preso d'assalto i mercatini di Natale di Bruxelles. E allora ve la vado a ritrovare grazie al capogruppo della Lega in Europa, Paolo Borchia, sul cursore, e mandiamola in onda, Francesco, vediamola, eccola qua. I Propal bloccano i mercatini di Natale con fumogeni. Siamo a Bruxelles. Beh, quel tamburo lo vorrei anch'io, devo dire. Quando vedo che gli cala la palpebra al leghista, allora, non al regista, al leghista, inizio a suonare il tamburo per tenervi svegli. Vai, pompa. Guarda che bello, è bello quel tamburo, è molto bello. È chiaro che non c'entra un bel casso perché qui c'erano i presepi a Bruxelles e questi sono venuti a far casino, ma tranquilli, ne succederanno di cose, ci avviciniamo al Natale come non mai. Noi qui a Radio Libertà siamo tutti belli buoni, tranquilli, ma se ci girano le balle, io come effetto ho cominciato a trasmettere ogni mattina un pezzo natalizio, d'accordo? Sapete che io sono in onda dalle 7:30 alle 9:30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno. Anche questa mattina troverete un pezzo natalizio, oltre alla Christian Music che va in onda ogni giovedì alle 9, musica cristiana. Ragazzi, sto diventando bacchettone. Anche il pezzo natalizio, tanto perché nessuno trasmette più queste musiche, queste canzoni, queste filastrocche, anche stupidine che ci ricordano il nostro modo infantile bellissimo di vivere, di sognare quando eravamo più piccoli. Ora ti fanno diventare grande già a 10 anni.
dicendoti che non esiste Babbo Natale. Che schifo. Giro, sono ancora su Libero, signori. Oggi forse, insieme al giornale, forse il quotidiano è più potente da acquistare se siete indecisi, perché ad esempio a pagina 18 si parla di un'app, di un'applicazione che pochi conoscono ma che può aiutare in caso di necessità con le bande di gentaglia che girano nei paesi piddini. Ora l'app della polizia protegge pure chi si trova sui treni e sulle stazioni. Stiamo parlando di YouPol, un'applicazione che trovate nella vostra App Store gratuitamente, la scaricate e vi permette, in men che non si dica, di chiamare la polizia, di segnalare alla polizia qualunque cosa che ci sia di strano intorno a voi, compresa chiaramente un'eventuale emergenza. YouPol è scaricabile su tutti i telefoni e permette agli utenti di contattare le forze dell'ordine per chiedere aiuto o segnalare situazioni pericolose. C'è un bel articolone di Claudio Smetti oggi sul quotidiano Libero a pagina 18 che ti spiega di cosa si tratta, e questa app viene molto utilizzata anche in queste settimane. La settimana scorsa a Busto Arsizio una ragazzina minorenne è stata infastidita da un uomo di 53 anni che ha cercato di abbordarla e ha avuto alcuni atteggiamenti osceni nei suoi riguardi. Lei, senza perdere la calma, ha afferrato il telefonino, ha attivato YouPol, nel giro di poco, fatte le verifiche, con la sua descrizione dettagliata il balordo è stato rintracciato e si è scoperto che aveva diversi precedenti penali e pure una misura di sicurezza detentiva in una casa di cura. Insomma, con questa app è chiaro, immediatamente ti posizionano, sanno dove sei, quelli della polizia, e in caso di necessità ti ritrovano e ritrovano chi c'è vicino a te. Siamo ancora sul Libero, i genitori del Bosco in tribunale per riavere i figli, e questa è una bella notizia, dopo aver accettato la provvisoria ospitalità nella casa messa a disposizione da un imprenditore. Ma l'articolo che vi segnalo è il momento del fioretto natalizio. È dalla frase della Meloni, che ha deciso di non bere vino perché si sta avvicinando il Natale, e si ritorna a parlare di fioretto. Un termine che mi ricorda tanto la mia nonna Antonia, che molti di voi conoscono perché un po' di anni fa si faceva sentire con la sua presenza anche nella vita di Sammy Varin quando era appunto in vita, ma sapete che quello che mi succede io poi lo ripercuoto su di voi, e quindi ne dicevo, ne raccontavo. Beh, il fioretto che non è l'arma, la spada, no, è il momento del fioretto natalizio, scrive oggi Libero. Rinuncia votiva o scaramanzia? Meloni l'ha dichiarato: niente alcol fino a Natale, spiegando che da anni pratica questo atto religioso. Un ragazzo su 4 ne fa 1 in vista dell'esame di maturità. Il gesto originario era quello di donare un fiore alla Vergine, da qui fioretto. Una radice antica, l'espressione sacrificio viene dal latino sacrum facere, rendere sacro. Ne parla oggi simpaticamente il quotidiano Libero, ma non è il solo, perché questa frase comunque della Meloni, che ha deciso di non bere vino come fioretto, è un qualcosa che ha colpito in un mondo di ubriaconi, e non soltanto. Anzi, a proposito, apro la parentesi di chi esagera non con il vino ma con i stupefacenti. Oggi alle 11:30 parleremo di droga, perché non so se ve ne siete accorti, non ne parla più nessuno. Si parla di Maranza, certo, questa è la nuova moda, e questa purtroppo è la grande novità da quando non vediamo, circa un annetto, gli amici di Dico no alla droga. Dico no
alla droga. E li avremo in studio alle 11:30 gli esponenti di questa associazione nazionale ma anche locale che conta tante sedi piccole e grandi, girano le scuole, gli oratori parlando a ragazzini di tutte le età e chiaramente spiegandogli i pericoli della droga. Ne parleremo alle 11:30 perché purtroppo la cronaca di tutti i giorni ha degli aggiornamenti terribili su fatti che avvengono quasi sempre perché la persona in questione ha preso degli stupefacenti. Dove vado? Sono indeciso. Beh, dai, vado sul Fatto Quotidiano, che una volta tanto la pensa come noi, signori. Cavo Dragone, cavo sembra quasi, no? Caro Dragone, Cavo Dragone. L'ammiraglio NATO fa infuriare pure il governo. E qualcuno mi sta scrivendo tra i WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659, chiaramente, ma chi è che comanda questo Cavo Dragone? C'è qualcuno sopra di lui che non dice niente? Ora non lo so io chi mai possa essere. Perché vi girate tutti verso Crosetto? Ma assolutamente no, io non lo so, sono ignorante, però sto Cavo Dragone che nella posa sembra Napoleone, ragazzi miei, non so se lo state vedendo anche voi in radiovisione. Cavo Dragone, l'ammiraglio NATO che fa infuriare pure il governo, scrive il Fatto Quotidiano, una bomba sui negoziati e poi il virgolettato attacchiamo per primi. Te l'ho detto, magari è la frase che scatena la pace, magari da domani saremo in guerra. Comunque il bello di avere ancora una radio accesa, perché funzioniamo, vero? Ci state ascoltando? Scrivetemi al 340 6709 659 e ditemi almeno il vostro pensiero su questo argomento. Ha fatto bene? Ha fatto male? E soprattutto, ripeto, io sono ancora alla ricerca di una sua intervista e dopo il Financial Times il nulla non esiste su nessun giornale e allora io vado su Repubblica, ma sì, anche perché ne parla pure Repubblica. Tensione NATO-Russia sull'attacco preventivo, titola il quotidiano. L'ammiraglio Cavo Dragone dice valutiamo risposta più aggressiva a guerra ibrida. Mosca dichiarazioni responsabili, Macron e Zelensky sentono i leader europei. Su Repubblica si parla anche delle scritte pro-Pal, incappucciati vandalizzano sinagoga a Roma, imbrattata la targa per Taché, il bimbo assassinato nell'82 dal terrorismo palestinese, e poi il caso Bologna, no corsi ai militari, Meloni contro l'università. Vi porto a pagina 2 perché questo Cavo Dragone, qui c'è la faccia quasi più simpatica, veramente sta parlando ai militari dicendoli quando attaccare la Russia, probabilmente, se sto scherzando, la NATO contro la Russia attacchi ibridi preventivi. Il Cremlino dice sarà escalation. Il capo del comitato militare alleato Cavo Dragone, una postura più aggressiva. La facciamo una postura aggressiva, vi viene? E se siete ancora a letto non lo so quanto, però provateci, è un'opzione che consideriamo per la nostra difesa. La risposta di Mosca: i responsabili volete minare gli sforzi per un'uscita dalla crisi ucraina. Qualcuno dica qualcosa a questo Cavo Dragone, E c'è Masala, che è un esperto militare dell'Università di Monaco, che dice azione giuridicamente legittima per fermare le provocazioni dello zar. Quindi questo modo di parlare di Cavo Dragone sarebbe un modo anche per segnalare all'avversario di non prendere rischi perché può essere colpito. Quindi siamo noi che pensiamo che si possa scatenare una guerra, in realtà è una tattica ben conosciuta.
Intanto su Repubblica, raid informatici e droni abbattuti, la mossa atlantica per la deterrenza, l'ammiraglio italiano non prevede missioni militari, meno male, punta a neutralizzare in anticipo gli hacker e la propaganda ostile. Paginone sul quotidiano Repubblica, pagina 3. Zelensky da Macron sulle terre scelte difficili, oggi Witkoff da Putin. Ma oggi su Repubblica c'è l'intervista a Kuleba, ve lo ricordate? E dai, non potete non ricordarlo con Zelensky, il volto noto della diplomazia ucraina nei primi 2 anni e mezzo di guerra. Poi è successa qualcosa. Cos'è successo? Bene le inchieste, siamo una vera democrazia, presto al voto per un reset, scrive Kuleba oggi sul quotidiano La Repubblica. Quando i sondaggi mi diedero sopra al nostro leader Zelensky, dissi a mia moglie: cara, sto per essere cacciato. Mago Kuleba l'azzeccò. La Russia prepara un attacco all'Europa, i militari della NATO lo sanno, i politici non vogliono riconoscerlo. Kuleba, ministro degli esteri ucraino fino al 2024, intervistato quest'oggi dal quotidiano Repubblica. Mosca contribuisca alla pace, la parola è di Meloni, la Premier dice serve convergenza tra USA e Unione Europea, Mattarella senza difesa comune, drammatiche conseguenze, ma poi c'è la Lega che si mette di mezzo con Tommaso Ciriaco che dice governo in imbarazzo per l'ammiraglio, la Lega lo attacca, è un retroscena che fa vedere ancora una volta che siamo gli unici. Resta a un certo punto dell'articolo, scrive quest'oggi Tommaso Ciriaco, resta un'enorme differenza tra gli attacchi del Carroccio e la posizione di Palazzo Chigi della difesa della Farnesina. I leghisti infatti criticano Cavo Dragone in scia con le posizioni antiatlantiche del Cremlino, mentre il resto del governo continua a sostenere la causa di Kiev in sintonia con gli sforzi europei. Chi si espone è la Lega, come detto, con una nota ufficiale che riassume in poche righe l'ostilità alle ragioni di Kiev, la vicinanza agli slogan di Mosca. Mentre USA, Ucraina e Russia cercano una mediazione, si legge, gettare benzina sul fuoco con toni bellici o evocando attacchi preventivi significa alimentare l'escalation, non avvicina la fine del conflitto, la allontana. Serve responsabilità, non provocazioni. Sono parole che ricalcano gli affondi che arrivano nelle stesse ore dal Cremlino, ma si sa, noi siamo filorussi. La reazione del governo invece è quella di un silenzio venato di imbarazzo. Non parla ufficialmente Giorgia Meloni, non si espone pubblicamente Guido Crosetto, ma attenzione, sono le reazioni a quello che ha detto la Lega o a quello che ha detto Cavo Dragone? Tan da da dan 340 6709 659. Ragazzi, parlate finché potete, se arriva l'attacco russo chiaramente spariremo anche noi dalla circolazione perché non si sentirà più nulla. Fiano, perché parla ancora Fiano? Chi lo lascia parlare? Oggi su Repubblica viene intervistato da Concetto Vecchio, ignoranza e discriminazione, non chiamateli compagni che sbagliano, si parla naturalmente ancora degli attacchi agli ebrei, in questo caso lo sfregio pro pali in sinagoga, grave gesto intimidatorio, la solidarietà di Mattarella nel quartiere Monteverde a Roma, 2 giovani imbrattano la targa che ricorda il bimbo ucciso nel raid dell'82, fermare il clima d'odio. Oggi, pagina 10 di Repubblica, mentre a pagina 11 arriva il no di Firenze alla cittadinanza all'albanese, ma Bologna va avanti. Le parole della relatrice ONU dopo l'assalto alla stampa dividono ancora la sinistra, anche a Fabriano si richiede la revoca. Fa ridere appunto che tutti questi paesi, tutte queste città abbiano deciso tutti insieme di dare la cittadinanza a questa sciura, fa molto ridere. Un po' meno Casa
Casalino, signori, che lascia i 5 Stelle con tanta sofferenza, però non ci crede nessuno, capito Casalino? Puoi fare pure l'intervista ad Annalisa Cuzzocrea, pagina 21 di Repubblica, ma nessuno ti crede. Lascia i 5 Stelle con tanta sofferenza. Conte torni a Palazzo Chigi, cioè capisci che insomma l'ex portavoce del movimento e anche il grande fratello mi pare racconta della nuova avventura editoriale e dice: non vorrei mai votare a destra. Non vorrei mai vuol dire che mai dire mai, mi sa che prima o poi ci arrivi, o se non ci arrivi tu ci arriverà il tuo ex capo. Giro di nuovo la pagina, sempre pericolosamente su Repubblica, la lista degli stupri al liceo. La preside in questura spunta la pista. Ma neofascista, dai, ma è logico, ragazzi miei, cioè sono tutti di sinistra a scuola, no? Tutti neofascisti a scrivere le liste, stupri. Dai docenti lettera solidale, la protesta degli studenti svuota la scuola, presto verrà sentito il ragazzo che ha scoperto la scritta. E chiaramente si parla di cose brutte che non devono avvenire e la colpa è dei fascisti. Sono le 8:29, anzi è 30 tra pochi istanti, signori, ci fermiamo come di consueto per la pausa. Acerbis, che poi ritroviamo alle 9, ci viene a salutare, e poi un pezzo molto carino di Alice Ellison, cantato in francese, non lo so, vi lascio scoprire. Je ne me vois plus, autrice, performer bohemienne, un'altra scoperta di Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un debole fronte perturbato influenza il tempo sul nostro paese. Al mattino sarà occasione per precipitazioni tra Lazio, Toscana e localmente in Liguria e in Campania, sebbene più deboli e intermittenti. Cieli nuvolosi al nord, andrà meglio al sud e sulle Adriatiche. Nel pomeriggio ancora rovesci sulle regioni centrali tirreniche e localmente sul Salento verso sera. Situazione invariata altrove. Temperature in rialzo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie Alberto, l'olio bulve è sempre a galla, in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali, chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua, chiedete di me, fate quello che volete, io sono qua, vi voglio bene, alla prossima.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Una foglia nel vento, uno specchio rotto, il cuore spento e la gioia negli occhi di qualcun altro. Le risate di notte non ci sono più, maledetto loop. È solo pioggia che cade, è solo tempo che passa, è solo un giorno di merda. Non so perché mi faccio male, se solo avessi il coraggio di dire quello che sento. Forse mi serve un abbraccio, ma non mi lascio toccare. Nella mia stanza sola, sola è come naufragare, ma non ho voglia di pensarci, solo di affogare. Se solo avessi le parole giuste te le direi, ma poi mi perdo in uno specchio. Je ne me vois plus, on te jure, on te jure. Je ne me vois plus, on te jure, on te jure. Je ne me vois. È solo acqua che scorre e non la posso fermare. Paura come la morte, sarebbe meglio scappare. Sarebbe meglio una casa, sarebbe meglio ogni cosa. Sarebbe meglio una rosa per non sentirmi più sola. Nella mia stanza sola, sola è come naufragare, ma non ho voglia di pensarci, è solo di affogare. Se solo avessi le parole giuste te le direi, ma poi mi perdo in uno specchio. Je ne me vois plus, on te jure, on te jure. Je ne me vois plus, on te jure, on te jure. Je ne me vois, non sento più niente. Ti giuro che non sento più niente. Ti giuro che nella mia stanza sola, sola è come naufragare, ma non ho voglia di pensarci, è solo di affogare. Se solo avessi le parole giuste te le direi, ma poi mi perdo in uno specchio. Je ne me vois plus, on te jure, on te jure. Je ne me vois plus, on te jure, on te jure. Je ne me vois. Una foglia nel vento, uno specchio rotto, il cuore spento. Potente. Je ne me vois plus. È potente questa canzone, questo pezzo di Alice Ellison, scritto Alison, Je ne me vois plus, voice plus, cantautrice, autrice, performer bohemienne. Anche il video è decisamente potente, lo trovate facilmente su YouTube e sugli store digitali. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà, la nostra rassegna stampa che vi porta a conoscere cose che i giornali fanno fatica a rendere note quest'oggi, alcune veramente impossibili da trovare, ma chiaramente qui c'è gente che si alza alle 5 del mattino e che si mette alla ricerca.
Ci sono i vostri commenti al 340 6709 659. Graziella, ad esempio, commenta il fioretto della Meloni: invece del vino come fioretto potrebbe portare un fiore alla Madonna, così si promuove e non si danneggia il commercio. Brava Graziella, è vero. E adesso ci sono anche le suorette di moda su Instagram, le suore, si vede la vita da suora praticamente. Non riesco a capire se sono vere o se sono finte queste suore che girano su Instagram. Beh, per fortuna che c'è la Lega dalla parte del popolo italiano, che non vuole alimentare questa guerra che va fermata. Sì, ancora una volta sembra che siamo gli unici che alzano il dito. Boh. Gravissimo quello che ha detto Cavo Dragone, peggio il silenzio di Meloni, Tajani e Crosetto. Mattarella: spero in Salvini, che è l'unico che spinge per la pace. Intanto, cari italiani, preghiamo, perché siamo in serio pericolo di una guerra mondiale, ci scrive Anna Maria. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno, appena hai tempo ascolta l'editoriale di Massimo Viglione. Sì, la nuova BQ, quello di Bruxelles non è un presepio, è una merda. La dico grossa e mi troverò la Digos addosso, ma è tempo di rispondere con la forza alla violenza di musulmani e centri sociali. Sì, una forza politica, visto che ce l'abbiamo. Questo è il problema. Il problema è che qualunque cosa facciamo poi viene smontata dai giudici, dai magistrati. Sammy, ok ridere e fare lo spiritoso, ma è sempre l'Europa la fomentatrice della guerra contro i fratelli russi. Anche gli attacchi con droni inglesi alle navi petroliere di Panama sono parte di questa vera guerra ibrida. Altro che Lega che mette i bastoni nelle ruote. Soliti giochi sporchi a spese nostre, ci scrive Mario. È arrivato l'olio Acerbis, l'ho comprato, devo dire che è proprio buono, e se lo dice anche quel noioso di mio marito, lo è davvero. Brava ascoltatrice, l'Acerbis l'avremo in diretta come ogni martedì e venerdì alle 9. La maggioranza degli italiani non ritiene che la Russia sia un nemico, visto che con la Russia stavamo molto meglio di adesso. E ancora, ma non abbiamo ancora capito che l'Ucraina racconta delle balle per portarci in guerra? È così evidente, siamo proprio degli stupidi boccaloni. Gomblottista Padano, riesci a mettere la canzone di Natale del trio Bassetti? Andiamo a vaccinar, signor mio. C'è anche un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Ciao Sammy, allora sono Pietro, spiegami Ciao. una cosa. Ma ieri ho sentito ancora Parenzo dire che sono passati pochi giorni dalla vittoria del centro-sinistra alle regionali. Ma mi sa che ognuno si è tenuto le sue regioni come prima, non c'è stata nessuna vittoria, tranne la nostra in Veneto alla grande. Tu cosa ne dici? Sì, che povero Parenzo, ormai non gli crede più nessuno, tanto che andiamo sul quotidiano Il Giornale. Oggi anche questo è il giornale, e Libero sono forse i migliori da acquistare questa mattina se state per uscire. Chi sta con gli islamisti? Psicodramma a sinistra, l'albanese spacca i sindaci PD e spunta la taglia sull'ebreo. Bologna insiste, Firenze si sfila, la cittadinanza alla Propal fa litigare i Dem, tariffario shock in rete, allerta anche in Italia. Il giornale da oggi è diretto da Tommaso Cerno, direttore responsabile, e da quest'oggi il giornale pubblica ogni giorno un pezzo di presepe. Sì, eccolo qua. Fede e orgoglio, il nostro presepe Pride contro il Natale violato. Dal pastorello a Gesù, le figure da ritagliare con il giornale. È chiaro che dovete comprare il giornale in versione cartacea. Se come me ce l'avete in versione elettronica, c'è poco da ritagliare. È un'iniziativa sciocchina, se volete, ma che fa pensare decisamente. In prima pagina sul quotidiano Il Giornale c'è Landini, mister 8 miliardi
che paralizza il paese. Quanto ci costano i suoi scioperi? Negli ultimi 2 anni la strategia di mobilitazione della CGIL di Maurizio Landini è costata al paese oltre 8 miliardi, quasi la metà della manovra 2026. Ragazzi, entro subito all'interno perché è ricchissimo quest'oggi il giornale. L'effetto albanese a sinistra, si spaccano i sindaci Dem, la cittadinanza divide Bologna e Firenze, l'ex Merola affrettata, dice, ma l'Epore non molla, attenzione esagerata, la sindaca fiorentina si sfila. È difficile adesso togliersela di torno questa, anche perché sinceramente non hanno proprio nessuno a cui aggrapparsi, nessuno tranne qualcuno che si chiama Romano Prodi e pochissimi altri. Profanata la sinagoga di Stefano Tascè, ucciso 2 anni fa da terroristi palestinesi, e poi l'ultimo orrore, la taglia sugli ebrei e l'Italia vigila, massima allerta. Meloni contro l'Ateneo di Bologna, condizionato dai collettivi Pro-Pal, il famoso corso universitario negato agli ufficiali dell'esercito è un caso, la Bernini assicura si farà. Bignami, mondo al contrario, l'università deve includere e non escludere. Fratelli d'Italia e il sostegno alla causa palestinese, Abu Mazen ospite ad Atreyu. E poi l'analisi di Filippo Facci oggi sul giornale: scontri, blocchi, azioni paramilitari, il metodo a Scatasuna è una minaccia. Peggio del Leoncavallo, il centro sociale di Torino è una scuola di violenza, ma a sinistra la coccolano. Paginone oggi sul quotidiano Il Giornale, ma c'è a pagina 6 Mister 8 miliardi. Telchi, Landini paralizza l'Italia con le sue proposte tutte campate per aria. Patrimoniale, fiscal drag, diritto di sabotaggio. Ecco l'identikit del numero 1 dei signor no, Gianmaria De Francesco, con questo articolone intitolato Mister 8 miliardi. Che era un po' che non ne parlavamo di Landini, è vero? Siamo a pagina 8, paginone su De Rao e le trame ignorate da Dem e 5 Stelle, il caso dossieraggi, sì, ma tutti contro la Lega. L'opposizione sorvola sui rapporti tra gli spioni e l'allora procuratore antimafia, l'articolo di Lodovica Bulian, ma l'intervista ad Alberto Di Rubba. Io vittima del sistema architettato da Striano, veleni contro di me, parla l'ex tesoriere della Lega. Dal dossier, articoli e poi l'inchiesta. Stefano Zurlo, decine di accessi, anzi centinaia di incursioni sui miei conti, su quelli dei miei familiari e perfino su quelli dei clienti dello studio di commercialisti di cui ero socio. Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega, annuncia al giornale: sono una vittima del sistema astriano e al suo processo, se si farà, mi costituirò parte civile, perché con questa pesca a strascico tra le mie movimentazioni bancarie ha costruito un dossier velenoso contro di me, che poi è diventato una serie infinita di articoli di giornale e infine un'inchiesta della Procura di Milano, un processo che non è ancora arrivato alla fine. E però nel tempo l'accusa ha perso i pezzi. I PM sostenevano che Di Rubba, nelle vesti di presidente della Lombardia Film Commission, avesse orchestrato l'acquisto a prezzi gonfiati di un capannone a Cormano nell'Interland milanese, sopravvalutandolo e ricavando così una robusta provvista per il suo partito, uno schema collaudato e che qui però sembra andato in testacoda. Avevo valutato il capannone 800.000 euro, la Procura di Milano sosteneva che valesse molto meno. Le perizie e le consulenze di parte hanno dimostrato che il prezzo era congruo. Ora siamo, dopo l'annullamento da parte della Cassazione della precedente condanna, all'appello bis. Ma intanto sono stato assolto perché il fatto non sussiste nel secondo filone del procedimento dall'accusa di false fatturazioni per 178.000 euro. Di Rubba intervistato quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Siamo a pagina 8
ricordando anche i 49 milioni della Lega. Non trovano nulla, ma Striano comincia a entrare e uscire dai miei conti e da quelli di altri dirigenti e funzionari della Lega. La vicenda viene raccontata quest'oggi in esclusiva sul quotidiano Il Giornale. Giro di nuovo la pagina e si parla anche di Vannacci oggi sul Giornale a pagina 9, perché Vannacci sposa i pro-vita, asse contro la teoria gender. Felice Manti, con un europarlamentare sui generis come Roberto Vannacci, l'ideologia woke in Europa avrà un nemico in più. Si salda sempre di più l'asse tra i pro-lifedi, pro-vita e famiglia e il generale leghista che insieme al gruppo parlamentare Patriot for Europe domani presenterà una conferenza contro la dottrina gender. Andremo a Bruxelles per denunciare le bugie che sui social avvelenano la salute mentale dei giovani e cambiano la loro percezione di se stessi. Così spiega il presidente della ONUS Tony Brandi, che ha organizzato l'evento insieme a Ludovine de la Rochère, presidente del Syndicat de la Famille. Vannacci l'aveva promesso: saboterò chi attenta ai valori cristiani, alla vita e alla famiglia. Sempre sul quotidiano Il Giornale, pagina 15, nel nord-est, la vita al top, alla faccia di smog e costi, fortunati voi. Lavoro, sicurezza, salute, cultura, Trento ai vertici, sale anche Milano. Maglia nera a Reggio Calabria. Lo studio del Sole 24 Ore, pubblicato oggi a pagina 15 del Giornale con Maria Sorbi. Ancora avanti si parla di presepio, si parla del Giornale che è in campo con le figure da collezionare. Brutto termine, presepe pride, devo dire, non mi piace molto, ma è un mio pensiero personale. Da quest'oggi nel cartaceo del quotidiano Il Giornale, ogni giorno una figurina, praticamente quelle che si trovano nel presepe per fare il vostro mini presepe di carta. Oggi c'è il pastorello, ma interessare a noi è la crociata delle tre leghiste. Basta con i presepi woke. Ceccardi, Cisint, Sardone lanciano un manifesto dal Gesù oscurato alla cancellazione di Genova. L'ideologia woke vuole smontare il Natale pezzo dopo pezzo. A Genova il presepe è sparito dal comune, rimosso con un atto secco dall'amministrazione dalla sindaca Silvia Salis. Ma sono tanti gli esempi che vengono raccontati oggi sul Giornale, con l'intervista a Monsignor Antonio Suetta da Ventimiglia. Chi bistratta il simbolo del Natale tradisce sé e le proprie radici. Coprire i volti? Un gesto assurdo. Oggi sul quotidiano Il Giornale. Paginone riservato ai presepi e a chi non li vuole più fare. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento, linea Gianangelo Boff. Qui Parlamento. Colleghi, sottosegretario, sicuramente la semplificazione è un tema importantissimo in Italia. L'Italia è il paese riconosciuto anche da molti altri paesi europei come il paese della burocrazia, il paese delle lungaggini, il paese dove fare ogni cosa diventa complicato e difficile. La stessa Commissione europea, in una relazione del 2024, riconosce il danno della burocrazia in Italia, cioè la non semplificazione, e ci dice che se noi andassimo a semplificare i processi che si rendono necessari essere semplificati, potremmo avere un risparmio di 50 miliardi l'anno solo e semplicemente con la semplificazione. La semplificazione però noi l'abbiamo affrontata diverse volte negli anni in quest'Aula e anche al governo. Nei vari avvicendamenti, ma molto spesso, io voglio citare un esempio, è come se noi dessimo a un macellaio da scrivere un manuale sulla cucina vegana.
se noi diamo in mano agli esperti di Leguleio come fare le norme per semplificare, è chiaro che poi diventa difficile che le norme che noi andiamo a modificare diventino a sua volta semplici. Questo governo ha voluto fare un passo avanti, ha aperto un portale che si chiama Facciamo l'Italia Semplice, e attraverso questo portale ci sono raccolte le istanze di cittadini, associazioni, imprese, di quello che veramente le nostre imprese, le nostre aziende, i nostri cittadini riconoscono come complicato. E quindi sulla base di queste segnalazioni, di queste istanze, si è cercato di creare un provvedimento che andasse a risolvere i problemi che ci venivano segnalati dai cittadini. E questo è per la prima volta un voler ascoltare quelli che sono i reali problemi dei cittadini. Lo stesso PNRR, perché molti ci dicono perché bisogna per forza semplificare piuttosto che tenersi le norme, assumere più dipendenti, eccetera, perché ce lo dice l'Europa. Con gli obiettivi del PNRR noi ci siamo impegnati entro il 2026 a semplificare 600 procedure. Questo governo ha fatto passi da gigante in questo senso, nel senso che al 29 settembre noi avevamo già, rispetto alle 600 per le quali ci eravamo impegnati, 357 già fatte, già eseguite, quindi già stiamo andando nella direzione giusta. Molti hanno definito questo provvedimento un provvedimento omnibus, cioè un provvedimento che includeva un po' tutto, ma per chiunque di noi faccia amministrazione, faccia politica, faccia impresa, lavori, può capire che ovunque si muova, in qualsiasi ambito si muova della macchina pubblica italiana, capisce che ovunque c'è un qualcosa che non funziona, un qualcosa da semplificare, un qualcosa che è borbonicamente complicato da fare. E quindi, raccogliendo le varie istanze, è chiaro che un provvedimento di questo tipo deve per forza di cose abbracciare una raggiera di situazioni che vanno dalla cultura, vanno dalla pesca, vanno a toccare le imprese, vanno a toccare il lavoro, vanno a toccare il mondo alberghiero, eccetera, eccetera, proprio perché la semplificazione ce n'è bisogno ovunque. In questo provvedimento ci sono circa 70 articoli e appunto abbracciano diversi e più variegati ambiti. Uno di questi è ad esempio l'autotutela per le amministrazioni pubbliche, cioè il fatto che un'amministrazione pubblica possa revocare un proprio atto, quindi con effetti su cittadini, imprese, aziende, eccetera, possa revocare un proprio atto con un tempo indeterminato quando lo decide, quindi mantenendo nell'incertezza chiunque debba pendere da quel provvedimento. Beh, noi diciamo che se la pubblica amministrazione decide in autotutela di revocare un provvedimento che essa stessa ha emesso, abbia un tempo di 6 mesi e entro 6 mesi decida se quel provvedimento è valido o se decide di ritirarlo in autotutela. Ad esempio, tema che forse è della sinistra, ma a noi sta a cuore il mondo dei lavoratori, delle imprese e che il nostro sistema produttivo possa funzionare. Ad esempio, per quanto riguarda gli alloggi dei cittadini stranieri, si prevede l'autocertificazione, il fatto che con un'autocertificazione l'azienda possa assumere il lavoratore straniero per poterlo far lavorare. Ad esempio, la riduzione da 30 a 60 giorni, noi abbiamo bisogno di manodopera formata per quei lavoratori stranieri che nel paese di origine fanno i corsi di formazione per il lavoro che vengono ad intraprendere quando arrivano nel nostro paese, si riducono i tempi da 60 a 30 giorni, quindi si accorciano i tempi per poter dare in modo alle nostre imprese di poter avere lavoratori. Una cosa importantissima per la nostra agricoltura dei prodotti tipici, per la nostra agricoltura delle stagioni, è quella ad esempio di aver prorogato, e probabilmente con un emendamento sempre della Lega all'interno della legge di bilancio troveremo una situazione strutturale per quanto riguarda il lavoro occasionale in agricoltura, che da una parte consente a molte filiere produttive dell'agricoltura di poter svolgere quelle attività stagionali di raccolta, piantumazione e svolgimento delle attività agricole, ma dall'altra parte anche quella che consente a studenti, a pensionati eccetera, di poter fare quelle 2-3 ore lavorative, quei lavori stagionali, quei lavori che nobilitano l'uomo, il fatto di poter anche che uno studente possa anche dedicarsi a fare un lavoro occasionale in agricoltura è anche motivo di crescita, di autonomia e di formazione. Quindi questo è un provvedimento molto importante, è una cosa che è stata portata avanti anche tra l'altro con un emendamento della Lega,
e va nella direzione giusta proprio per andare incontro a quelle che sono le filiere produttive. Abbiamo poi, ascoltando proprio quello che è il mondo produttivo, ma andando incontro anche a quelle che sono le sensibilità poi del mondo dell'ambiente, nel senso che si è introdotto per 3 anni in via sperimentale la possibilità di poter fare i trattamenti nelle culture attraverso il sistema dei droni. Questo consente da una parte di poter utilizzare soprattutto nelle zone un po' impervie che sono l'agricoltura eroica dei nostri territori montani, dei nostri territori collinari, consente di poter intervenire usando meno prodotti fitosanitari, agendo in maniera più puntuale e potendo fare i trattamenti necessari perché le culture possano aver luogo. Ad esempio, noi abbiamo un comparto molto importante, stiamo parlando di 2 milioni di pescatori, un indotto di 400 milioni di euro. Il pescatore è anche un presidio sul territorio perché è sui fiumi, sui torrenti, è una vigilanza continua e noi abbiamo prorogato fino al 31 maggio del 2026 l'immissione di specie ittiche alloctone per consentire la pesca sportiva. In particolar modo parliamo della trota fario, ma stiamo parlando di un indotto molto importante. Qui devo citare un collega perché una cosa molto importante per i nostri territori pedemontani e per i nostri territori non irrigui, il fatto che ad esempio grazie all'intervento del collega Candiani, che tanto ha voluto questo articolo all'interno di questa legge, si possono equiparare le zone collinari, le piccole proprietà, le proprietà sparse delle zone pedemontane e delle zone non irrigue ai fini ad esempio dell'ottenimento della PAC, dove anziché dover registrare, soprattutto per le aziende agricole che hanno tanti piccoli fondi, tanti piccoli appezzamenti di terreno da dover mettere insieme, anziché dover registrare tutti i singoli contratti con costi a volte che superano quello che è poi il guadagno dell'attività agricola, ma di poter semplicemente con un'autocertificazione poter accedere alle procedure della PAC. Questa è una cosa fortemente voluta proprio dal nostro movimento e una cosa che finalmente siamo riusciti ad inserire in questa legge. Questa è una cosa molto importante perché appunto va incontro a quelle che sono le esigenze del nostro mondo produttivo. Abbiamo poi un emendamento sulle fatture elettroniche dove ci sia chiaramente un codice identificativo, soprattutto nell'agroalimentare, che identifichi il prodotto, quindi una tracciabilità del prodotto anche attraverso la fatturazione. Quindi abbiamo poi il riconoscimento di quelle che sono le maestranze per il restauro dei beni culturali, dove si è creata una procedura di selezione ulteriore per poter riconoscere anche quelle professionalità artigianali che provvedono al restauro dei nostri tanti beni culturali, pur in assenza magari di una laurea, ma di una riconosciuta professionalità in merito, di poter accedere attraverso queste nuove selezioni al mercato del lavoro. Introdurre ad esempio i test dell'epatite C all'interno delle farmacie, delle farmacie e delle reti territoriali, cosa che ci consente di dare incontro a quelle che sono le esigenze dell'OMS, che ci dice che dovremo al 2030 debellare quella che è l'epatite C. Quindi l'utilizzo ad esempio dei fanghi di depurazione e dei digesto dei rifiuti, cioè poter utilizzare un materiale che andrebbe in discarica a costo delle bollette dei nostri cittadini, e qui non parliamo di inquinamento perché parliamo che tutti i prodotti che poi vengono riutilizzati per le coltivazioni, per le concimazioni, vengono poi usati e analizzati. Quindi per tutti questi motivi l'Italia è un paese che ha bisogno di tanta semplificazione. Per tutti questi motivi io annuncio il voto favorevole della Lega Salvini Premier a questo provvedimento. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. All'inizio ti sembrerà di vivere una favola, tutti quanti attorno a te ti sorridono, e se capita una sera che non ce la fai, sicuramente ci trovi qua.
Se rincorri la fortuna, non la afferri mai. Vieni qui con noi, ti divertirai. Dico no alla droga, dico sì alla vita. Dico no alla droga, dico sì alla vita. Dico sì alla vita. Se la vita intorno a te diventerà traumatica, è il momento giusto, sai, per rinascere. E se capita una sera che non ce la fai, sicuramente ci trovi qua. E se insegui la tua vita, non la prendi mai, vieni qui con noi, ti divertirai. Dico no alla droga, dico sì alla vita. 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 Dico sì alla vita. Tutti insieme dai, che si può fare, possiamo vincere se lo vuoi. Dai, lancia il pallone e vince sempre l'amore. Vai, che si può fare, che può succedere se lo vuoi. Mai non ci arrendiamo, corriamo dritti al successo. Dico no alla droga, dico sì alla vita. 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 Dico sì alla vita, vita infinita. Per pensare, e avremo modo di pensarci questa mattina alle 11:30. Dico no alla droga. Ci verranno a trovare gli amici di questa associazione sparsa un po' in tutta Italia. Dico no alla droga, e anche la canzone di Vincent Ruggero, un artista che in questa missione ci ha messo anche la sua arte. 5 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, e guarda chi ti vado a salutare, è tempo di Alberto Acerbis, ciao! Eccoli qua i ceti, le sketi ignari, Teus Cugnizze, eccoli qua. Uè, Alberto! Eccoli qua, quelli che non si accontentano dell'olio così tanto per. Allora, buon Sammy, come la va? Allora, ti dico subito che qui c'è gente che ha ordinato il tuo olio. C'è un'ascoltatrice che dice questa mattina: ho ordinato, l'ho comprato l'olio Acerbis, devo dire che è proprio buono, e se lo dice anche quel noioso di mio marito, lo è davvero. Capito? Vedi questa... Già capisci una cosa, ti voglio rubarti, adesso non so quanto tempo posso stare qua, perché stamattina ho dimenticato il telefonino a casa, io dimentico sempre qualcosa a casa, e stamattina toccava il telefonino. No, anche questo messaggio che ti è arrivato, sai, adesso voglio un attimino analizzarlo con te, fammi fare un po' di robe. Allora, capisci che una famiglia, cioè anche quel noioso di mio marito, questo aprirsi agli altri, come essere a tavola mentre si fa un bel bruschettone, cioè non sono quelle cose istituzionali che sono sempre quelle, la minestra riscaldata, il precotto, lascia perdere, quella roba lì è bellissima, potevo dire qualunque cosa, hanno parlato del mio olio, questo mi fa chiaramente molto piacere, e questo anche mi spinge dopo 20 anni essere qui ancora con voi. Allora, io adesso devo dire due cose, senza incasinarmi. La prima, ormai la campagna olearia per quanto riguarda l'azienda Acerbis, sapete che noi non prendiamo, cioè olio Tunisia, Spagna, con tutto il rispetto per i lavoratori, perché comunque
Tunisia, comunque in Spagna, comunque in Grecia, chi lavora la terra per me deve avere un occhio di riguardo. Chiaramente noi in Italia abbiamo queste 220, quasi 250 varietà di olive, siamo gli unici al mondo, pensi un po' te. Siamo piccolini, ma abbiamo la varietà di olive più grande al mondo, cioè 220 tipi di frutto che possono diventare olio extravergine, più dolce, più amaro, più lungo, più corto. Questa qua è una cosa che è un primato straordinario. Quindi noi abbiamo quasi chiuso la campagna olearia. Come è andata? L'olio quest'anno è buonissimo, anche perché è piuttosto dolce, non è amaro, non è aggressivo, quindi anche quello che noi chiamiamo il fresco di frantoio, che diciamo il jolly, va bene a crudo, va bene in cottura, quello può essere tranquillamente usato anche soltanto a crudo perché veramente è buonissimo. Le acidità 0,2%. Se tu pensi, Sammy, che per legge un olio extravergine di oliva non deve superare lo 0,8 in acidità oleica, noi siamo lo 0,2-0,3, quindi siamo bassissimi. Buono e chiaramente fa bene alla salute. Dico questo perché, e arrivo al nocciolo, perché non ne abbiamo fatto tanto quest'anno. Per noi l'oliva quando non è bella non diventa olio, quindi già facciamo una selezione molto importante, poi ce ne sono arrivate poche, quindi se volete prenotare l'olio Acerbis per gennaio, oggi olio nuovo prezzo vecchio, ossia 84 euro, 6 bottiglie di estratto a freddo, che è una roba fuori di testa, direttamente a casa vostra. Il trasporto non lo pagate fino a mezzogiorno, quindi potete ordinarlo sul sito. Mi piacerebbe vedere anche lì un po' di roba, c'è un bel po' di movimento, però mi piacerebbe poter dire che bello che i nostri amici anche dal sito, leggendo, vedendo la nostra storia, chiamano, ordinano. 030 68 40 408 il telefono, olioacerbis.com è il nostro sito. Quindi se volete prenotare l'olio novello al prezzo vecchio meraviglioso, chiamateci o olioacerbis.com. L'ultima cosa, se mi poi dopo ho finito, avrei tante quelle cose da dire, ciao. Molti ci stanno chiamando per il nostro sciroppo la bava di lumache, che moltissimi conoscono. Non voglio tenervi troppo qua a ascoltare, anche perché vi servono poi gli idranti per svegliarvi. Vi dico soltanto, se qualcuno vuole informazioni sul nostro Bronco-Free, lo sciroppo la bava di lumaca straordinario, siamo depositari per tutta l'Europa, marchio registrato, anche lì 030 68 40 408. Confezioni di Natale sono quasi finite, basta, parle poi. Soprattutto per chi fa lo speaker, lo sciroppo alla bava di lumaca, assolutamente indicatissimo, signori, per non perdere la voce, per non tossire troppo. Alberto Acerbis, grazie davvero, ci sentiamo e ci vediamo sul tuo sito. Buona informazione, buona musica, tante belle cose, in alti cuori, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao da Alberto Acerbis, cercatelo su Instagram, ogni giorno pubblica storie sempre divertentissime. E poi l'idea di regalare olio per Natale è bellissima, ragazzi. Olio chiaramente non da 5 euro a bottiglia, roba buona, e lo porti la sera di Natale o durante le feste, lo porti tutto ben confezionato come fosse un qualcosa di grande valore, e lo è. Alberto Acerbis 030 68 40 408, ma io approfitto naturalmente per ricordare che attraverso il sito radiolibertà.net è possibile scriverci per fare pubblicità sulla nostra radio. Acerbis, dacci la tua energia, senti qua, numero 1, scrive qualcuno, assolutamente sì, e poi è un vecchissimo, in senso buono, amico di Radio Libertà, ancora ai tempi della secessione, penso un po' che roba. 9:11, dobbiamo correre, ragazzi miei, come al solito mi scuso se non apro subito le linee, ma il Corriere della Sera, oltre a titolare NATO Russia tensione alle stelle, oltre al caso Pifferi, assolte la legale e le psicologhe, oltre a imbrattata la targa per il bimbo ebreo ucciso, oltre all'appello di Draghi, che ha detto all'Unione Europea serve più intelligenza artificiale, oltre al caffè di Massimo Gramellini, che titola Il mistero dei Propal,
e questo però ve lo leggo, una logica insondabile ha armato la mano degli estremisti pro-PAL che hanno cosparso di letame la redazione di un giornale sensibile al dramma dei palestinesi e poi hanno concesso il bis, imbrattando con vernice nera la targa che ricorda l'assassinio di un bambino ebreo. Di fronte a simili acrobazie del pensiero, una mente semplice non può che smarrirsi. Ma come? Per punire la stampa filosionista colpiscono proprio la stampa che ha ospitato decine di reportage sull'eccidio dei bambini di Gaza, e per denunciare quell'orrore vandalizzano la targa che commemora un'altra creatura innocente, quel Michel Stefano Ghei Taché, ucciso a Roma nell'82 all'età di 2 anni da un comando di terroristi palestinesi? Ovviamente non sto dicendo che avrebbero fatto meglio a imbrattare la targa commemorativa di una vittima cinquantenne, tipico sofismo da social. Vorrei solo capire quale meccanismo mentale possa indurre delle persone in cerca di bersagli simbolici per un atto dimostrativo a prendere decisioni così bislacche, oltre che controproducenti per la loro causa. Uno scatto impulsivo o al contrario una scelta meditata a lungo e soppesata in tutti gli aspetti le ricadute possibili. Eliminate le altre spiegazioni più o meno logiche, ne rimane una sola: gli imbrattatori non avevano la minima idea di che cosa ci fosse scritto su quella targa, né di che cosa avesse scritto la stampa a proposito di Gaza. Forse considerano la lettura un'attività controrivoluzionaria. Così scherza Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere. Oltre a tutto questo, non in prima pagina, ma all'interno del Corriere, è il primo, il Corriere, a pubblicare la foto di Sempio davanti alla casa di Chiara il giorno del delitto. Sono scatti rimasti inediti per 18 anni. Andrea Sempio con il padre Giuseppe in via Pascoli a Garlasco a poche ore dalla scoperta della morte di Chiara Poggi. Non so quale valore possa avere questa foto, ma molto valore la stanno dando tutti i siti internet, compreso il Corriere, che la pubblica proprio in apertura della pagina elettronica, ma anche Repubblica. Ritorno solo per qualche istante sul quotidiano Il Corriere. Anche qui il caso albanese, sindaci in retromarcia sulle onorificenze, i duri della Scasuna, scontri e raid dai cantieri TAV alla stampa, si ripercorre le cose belle che hanno combinato quelli del centro sociale. Il premio ISPI 2025, c'è un paginone pubblicitario a pagina 10 del Corriere. Sappiate che il premio ISPI, destinato a personalità che contribuiscono all'immagine dell'Italia nel mondo, nelle ultime 3 edizioni è stato assegnato a Mario Draghi, Fabiola Gianotti, Samantha Cristoforetti, Luca Attanasio in memoriam. Bene, quest'anno il premio ISPI, personalità che contribuiscono all'immagine dell'Italia nel mondo, è stato conferito a Mario Monti e Romano Prodi per il loro impegno per la crescita del progetto europeo. Non lo sapevate? Vedete che ascoltando Sammy Varin cosa non venite a conoscere? La lista degli stupri sospetti su un gruppo di estrema destra. Poi, come ti dicevo, a pagina 25, Sempio davanti alla casa di Chiara il giorno del delitto, ma a interessare a me è la beffa degli aiuti ai caregiver. €1 l'ora e solo all'1% degli addetti. Gian Antonio Stella ne parla oggi sul Corriere. 7 milioni di italiani assistono persone non autosufficienti. Il loro lavoro vale 55 miliardi l'anno, ebbene €1,11 l'ora. Manco i clandestini sfruttati dagli schiavisti per raccogliere pomodori o cicoria sono pagati così poco. Se ne parla soltanto quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, che poi per fortuna ci parla anche di qualità della vita. Trento diventa prima, ma è Siena il posto ideale per le donne. La classifica del Sole 24 Ore, dominano le province del nord-est, Reggio Calabria fanalino di coda. L'intervista al sindaco di Treviso, Mario Conte. Treviso è ritornata nella top 10 al 6° posto, guadagnando ben 18 posizioni. Proseguo.
Giro pagina, giro quotidiano. Ci manca l'appello, e vuoi che vada a casa senza leggerlo, il quotidiano Il Tempo, che oggi, salutando Daniele Capezzone, che da oggi dirige Il Tempo e che ti offre anche un'idea per un regalo di Natale, l'abbonamento in regalo, ma parte anche la consegna a domicilio del quotidiano Il Tempo. In centropagina, oltre, dicevo, all'editoriale del nuovo direttore Daniele Capezzone, liberal conservatori, priorità sicurezza, metteteci alla prova. Sul quotidiano Il Tempo, l'operazione Salva Termini, scippi, violenze, aggressioni e rapine. L'area della stazione di Roma, è un far west. Zona rossa e controlli non funzionano. Per fermare i balordi che la infestano, 50 arresti al mese non bastano. Ora serve riconsegnarla agli onesti. Giro la pagina, entro subito all'interno del quotidiano Il Tempo, pure questo ricchissimo, la calamita criminale, calamita che puoi metterci anche l'accento se vuoi, calamità criminale, stazione in ostaggio, zona rossa e controlli non fermano i balordi. Mense e ricoveri per centinaia di senza tetto richiamano sempre più stranieri tra Esquilino, Monti, San Lorenzo. Le divise fanno 50 arresti al mese, ma è una guerra impari. Stupro a tor tre teste. L'educazione sessuo-affettiva serve agli immigrati. La sinistra è in silenzio sui fatti in quel famoso parco, tutti troppo presi dalle manifestazioni. Roberto Arditti, il suo articolo Immigrazione, ora ne paghiamo la mala gestione. Ma non è finita nella pagina successiva. La sera penso solo ad arrivare a casa salva, qui è il Far West. Cresce la paura tra i commercianti e i ristoratori, una commessa, io picchiata in bagno da una rom. Intanto U-Poll, scrivetelo bene, sbarca anche sui treni e negli scali. U-Poll, la nuova app della polizia. Basterà un click per segnalare situazioni di criticità o comportamenti sospetti. È un'idea scaricarla sul proprio cellulare. Scrivete bene. U-Poll. Canti di Natale censurati e Stella Cometa bandita. L'ultima follia woke. Dopo il presepe cancellato a Genova e Jingle Bell ritoccata a Grosseto, stavolta è una scuola di Bergamo a non voler offendere le altre religioni. Con di spalla l'articolo di Silvia Sardone, Noi, l'Islam e la resa culturale travestita da laicità. Leggiamolo insieme. Canti di Natale censurati, simboli rimossi, parole legate alla cristianità tolte dai testi natalizi, presepi cancellati, stelle comete bandite. Le cronache ci riportano ogni giorno episodi di scuole che impongono a docenti e alunni di nascondere le nostre tradizioni, rinnegando l'identità che ci appartiene, senza dimenticare i numerosi casi europei di vandalismi anticristiani, come è successo al presepe di Bruxelles o al mercatino di Amiens. Bisogna essere chiari, un'Europa senza radici che si annulla per un malinteso rispetto delle altre culture non è l'Europa che vogliamo. Intanto il fenomeno dell'islamizzazione prende forma anche da questi fenomeni di arretramento su ciò che siamo e da dove veniamo. Grazie a una sinistra succube del politicamente corretto, vediamo modelli di finta integrazione che falliscono in tutta Europa. Si moltiplicano i quartieri ghetto dove la legge dello Stato è sostituita dalla Sharia, la legge islamica. Ci dicono che non bisogna urtare i nuovi arrivati, ma di quale tolleranza stiamo parlando se l'unica religione che deve scomparire dagli spazi pubblici è quella cristiana? La sinistra per anni ci ha venduto la necessità di una società e di una scuola laica e poi la prima a sostenere gli istituti scolastici chiusi per il Ramadan, come è successo a Pioltello, le gite dei bambini in moschea, come visto in Veneto, o i corsi di velo islamico per le studentesse, come è accaduto ad Abbiategrasso. Questa non è laicità, è resa culturale, una resa per i voti delle comunità islamiche. In tutta l'Europa l'ex sinistra progressista si piega agli islamisti in cambio di sostegno elettorale. Qui mi fermo, ma il bell'articolo di Silvia Sardone della Lega
vice capa della Lega, appare quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Intanto apro anche le linee. Chi ci segue in diretta può chiamare 0292947222 per entrare in onda e commentare le notizie del giorno. Faccio in tempo ad andare anche sul quotidiano La Stampa. Piani NATO, scontro con Mosca. A pagina 7 l'intervista con il ministro della cultura Alessandro Giuli. Meloni è una convinta europeista, miliardi in armi e se vince l'AfD. Il ministro della cultura alla Stampa, per solidarietà tra UE e USA, la destra sceglie Bruxelles. Colpire La Stampa è colpire un pezzo di storia dell'informazione italiana, un giornale equilibratissimo nel racconto della vicenda medio orientale. Così Alessandro Giuli, intervistato da Raffaella Silipo quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Giro la pagina, naturalmente si ritorna al Blitz in redazione. Rivendicato il Blitz, la protesta non si fermerà, sfregio alla sinagoga di Roma. Torino, il post del collettivo universitario autonomo dopo l'assalto al giornale. Firenze frena sulla cittadinanza onoraria d'albanese, Bologna non la revoca. Le nuove leve al vertice di Askatasuna trasformano il dissenso in violenza. Dalle indagini emerge come i registi del centro sociale abbiano esportato il modello in altre città. Però non si parla di chi li sostiene, no. I bambini nel bosco, a casa per Natale, arriva la decisione, e poi anche sulla Stampa la foto di Sempio davanti a casa Poggi fu scattata nel giorno del delitto di Garlasco. Il cortocircuito dei prof di sostegno, 3 su 10 senza formazione. Il Ministero, le cattedre sono tutte coperte, una condizione mai vista negli anni scorsi. 121.000 gli insegnanti a tempo determinato che tengono in piedi il sistema educativo, 10.000 i docenti che ogni anno passano dal sostegno a una cattedra ordinaria. Se ne parla quest'oggi con il dossier di Elisa Forte a pagina 17 del quotidiano La Stampa. 0292947222, linee libere e aperte in questo momento. Il più veloce entra in onda e dice la sua, commentando le notizie del giorno e portandomi chiaramente dove preferite, ad esempio sul quotidiano La Verità, che in centropagina mette follia NATO, guerra preventiva a Putin, un altro passo verso il punto di non ritorno, la Russia dice irresponsabili, l'ammiraglio Cavo Dragone capo militare, dovremmo essere più aggressivi con Mosca, cyberattacchi per scongiurare imboscate, ma l'organizzazione a scopi difensivi, questa sarebbe una forzatura, con il rischio che dal conflitto ibrido si passi a quello coi missili. In taglio alto, scontro tra toghe sul caso Lega, i segreti dell'indagine contestata. Scarpinato querela la Gallucci che conferma tutto e contrattacca. Salvini furibondo e un nuovo scandalo Palamara contro di noi. L'ex del CSM, le opinioni dell'ANM si riverbano sulla giustizia. In centropagina, Raffaella Regoli scopre altri 2 bimbi del bosco portati via con la forza alla mamma e al papà. E a pagina 6, eccolo qua, il servizio, bambini strappati tra urla e pianti, il dramma dell'altra famiglia del bosco. A Fuori dal coro, un video del blitz armato vicino ad Arezzo per sottrarre i figli a una seconda coppia di genitori alternativi. I piccoli portati via come pacchi postali, in pigiama e senza le scarpe. 0292947222. Prendiamo le vostre telefonate. Pronto? Pronto, sono io? Ciao, buongiorno. Ciao caro, scusa, non vorrei polemizzare con te, tu sei l'ultima persona con cui volevi polemizzare, ma facciamo la penultima. Ma certo. Tu dici giustamente apri le linee e poi continui a fare la rassegna stampa, piccola critica. È vero. Scusami,
velocemente volevo dire, ci dovrebbe essere un confronto all'americana, come si suol dire, fra quel generale lì che sta ammazzando e Giorgio Bianchi. Io domenica pomeriggio sono andato qui a Torino a una conferenza di Giorgio Bianchi, tu credo sappia chi è? No, chi è? Non sai chi è Giorgio Bianchi? È grave questo. Giorgio Bianchi è un giornalista, fotoreporter di guerra, blogger, che è stato anche in tempi non sospetti su emittenti importanti. Poi, siccome diceva delle cose scomode, l'hanno completamente cassato. È stato anche ospite di BioBlue, eccetera, e fa delle cose e dice e fa vedere delle cose molto interessanti. Mi stupisce però che non lo conosca. Perché io non ascolto BioBlue, io ascolto Radio Libertà e purtroppo... Lo so, però non devi essere così talebano, bisogna avere un'apertura a 360 gradi. BioBlue comunque è dalla nostra parte. Comunque concludo, insomma. non voglio rubare spazio agli altri perché ero sempre più esiguo. Allora vedo che siamo odiati anche quando siamo in alleanza con altri partiti. Noi, come al contrario di Acerbi, che noi lo amiamo, noi siamo odiati. Quindi allora anche su questo ultimo fatto che ci vogliono portare dritti sulla guerra, cosa cazzo aspettiamo uscire da sto governo? Basta, non se ne può più. E io non rispondermi voters line, io semplicemente non voto più Lega finché non fa delle cose drastiche, chiare come una volta. Grazie, okay? caro, Basta, grazie. Votiamo Lega quando facciamo cadere il governo e che non servirà più. Ora lo dicono tutti, il Quirinale dirige il PD. Lo scrive a pagina 8 La Verità. Per il Foglio a Montepulciano i Dem si sono ricompattati dietro la line con la regia di Mattarella, vero leader dell'opposizione. Al di là di quale sia la vera strategia del presidente, il piano anti-Meloni alla luce del sole. Se lo scriviamo noi però è versione. Il Quirinale dirige il PD o il PD dirige il Quirinale? Chiaramente stiamo scherzando. Dovete ridere, cari ascoltatori. Sto per andarmene, non c'è nessun altro in linea? Pare di no. Ok, allora l'ultima segnalazione della Verità è Berlino che frena Ursula sull'elettrico, le auto ibride anche dopo il 2035, anche Merz chiede a Bruxelles di cambiare il regolamento che tra un decennio vieterà i motori endotermici, settore in condizioni precarie, Stellantis dice fate presto, ma lobby green e socialisti europei non arretrano. Intanto buone notizie per la Cina, veicoli a batteria più 131% in Italia. Cinesi in festa. Sono usciti i dati sulle immatricolazioni di auto in novembre, performance a tripla cifra per le auto cinesi, più 131% per le batterie cinesi. Ale, Qui Sammy Varin che vi ringrazia per il gentile ascolto. Me ne vado, tranquilli. È una minaccia, lo sapete. Come ogni mattina ritorniamo alle ore 11 con il Qui Parlamento, con gli artisti indipendenti, ma anche con l'associazione Dico No alla Droga. Non ne parla più nessun quotidiano? Ne parliamo noi, perché dietro a queste bande e dietro questo Maranza Time che fa tanto paura in piccole e grandi città, lo sapete, ancora una volta c'è quella, la droga. A più tardi.